gli taglia la strada sulla pista ciclabile, viene picchiato selvaggiamente da un gruppetto di minorenni, è accaduto a Oderzo, vittima un 56enne, nessuno è intervenuto in suo aiuto. Gravissimo a Cimadolmo un 25enne che nel pomeriggio stava compiendo delle evoluzioni con la minimoto insieme ad un amico, caduto rovinosamente a terra, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale. La folle corsa a 200 km all'ora, Ponte nelle Alpi e Belluno, poi la jeep imbocca l'autostrada e sfonda la sbarra del casello, infine lo schianto a Vittorio Veneto, ferito il conducente, un 22enne di Agordo. Eseguito dalla polizia di Venezia il primo arresto in flagranza differita in base alla nuova legge contro la violenza domestica, in manette un uomo accusato di minacce e molestie all'ex compagna. Ha morso una mano al poliziotto che lo stava controllando. Lo spacciatore tunisino arrestato dalla squadra mobile di Padova per l'agente una prognosi di 5 giorni. Ipotesi hub per migranti a Crespano nell'ex collegio delle suore. Il sindaco dice no, non è la zona ideale. In pressing anche l'opposizione che chiede un consiglio comunale straordinario. Contributo d'accesso a Venezia, al via la sperimentazione da martedì prossimo. Aperte le prenotazioni per i turisti. L'assessore Venturini spiega come funzionerà. Finalissima di Supercoppa di Spagna domani sera in diretta su Antenna 3 dalle 20 in campo il meglio del calcio europeo con il classico Barcellona-Real Madrid. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. La cronaca in apertura con la vicenda accaduta ad Oderzo, dove un uomo di 56 anni è stato selvaggiamente picchiato da un gruppetto di minorenni e nessuno è intervenuto a prestargli aiuto. Sentiamo. Mi ha fatto cadere, mi sono rialzato chiedendo spiegazioni e senza neanche fiatare mi sono preso 2 o 3 pugni nell'occhio, così tum tum. Pugni al viso, calci e ginocchiate. Dopo aver investito per sbaglio un ragazzo uscito improvvisamente dal portico, la rissa è scattata con un'incomprensibile violenza. Allora arrivavo da qui, ho girato e me lo sono trovato qui. Boom, e là sono caduto. Ad avere la peggio Mauro Zanuto, ex rugbista che stava tornando a casa dal lavoro come ogni sera in bicicletta all'altezza del Ponte Gattolè in pieno centro storico a Oderzo. Malmenato da un gruppetto di ragazzi solo perché una volta rialzato dall'asfalto ha rimproverato il minorenne, sbucato all'improvviso dal portico dicendogli che non era permesso attraversare la pista ciclabile in quel punto. Immediata la reazione. Parlando in questo modo strano che hanno i Maranza di adesso, con questo non mi toccare bro, ma ragazzi qua si tratta di che ti ho chiesto spiegazioni perché mi hai fatto cadere. Ho ricevuto sti 2 o 3 pugni, l'ho bloccato, l'ho fermato chiedendo aiuto ai passanti che chiamassero i carabinieri. Ma almeno 4 ragazzi sono subito intervenuti percuotendolo per far scappare il loro amico. Lo hanno aiutato, mi davano qualche calcio sulla schiena, mi liberavano le braccia, ogni volta che lui riusciva a divincolarsi mi dava botte ancora, mi colpiva e io l'ho tenuto finché ho potuto. Nonostante le urla, le richieste di aiuto, nessuno è intervenuto. Un uomo ha visto tutto, ma è rimasto impietrito di fronte a tanta violenza. Mi fa proprio male è che nessuno abbia chiamato i carabinieri che sono a 100 metri. E i vigili a 80. Quando gli uomini dell'Arma sono arrivati, il gruppetto di teenager si era ormai defilato. Zanuto, medicato al pronto soccorso, ha rimediato 7 punti di sutura sopra l'occhio e 4 all'orecchio ed è stato dimesso con 1 settimana di prognosi. Li ho denunciati e appunto i carabinieri so che stanno facendo le loro ricerche, probabilmente so che hanno anche già qualcosa in mano perché nel mondo di adesso in città e anche nelle cittadine come Oderzo ci sono telecamere un po' dappertutto, quindi probabilmente c'è già qualcosa. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso il 25enne di Maserata che oggi nel primo pomeriggio è caduto mentre provava una pit bike in un parcheggio della zona industriale di via Bagato a San Michele di Piave, frazione di Cimadolmo. Il giovane assieme ad un amico stava facendo delle evoluzioni con la minimoto quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che con l'elicottero hanno trasportato il giovane all'ospedale di Treviso dove
dove è ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Conegliano, raccolta la testimonianza dell'amico che ha assistito all'incidente. Si schianta con l'auto nella A27 nei pressi del casello di Vittorio Veneto Sud. Grave un ragazzo di 20 anni. Sentiamo cosa è successo questa notte. I carabinieri in servizio di pattuglia l'hanno vista sfrecciare a tutta velocità sul rettilineo tra Belluno e Ponte nelle Alpi. L'auto, una Jeep Renegade, procedeva come un missile verso l'autostrada, sorpassi azzardati, acceleratore a tavoletta. I carabinieri si mettono all'inseguimento, ma l'auto li semina. Quando i militari arrivano al casello della A27 a Ponte nelle Alpi, trovano la sbarra battuta, entrano in autostrada e dopo una trentina di chilometri all'altezza del casello di Vittorio Veneto Sud si trovano davanti l'auto schiantata contro il guardrail. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto i sanitari e dei vigili del fuoco. Il conducente dell'auto, un ragazzo di 20 anni, di origini romene, residente ad Agordo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Cafoncello, dove è ricoverato in gravi condizioni. Non si conoscono al momento le ragioni della folle corsa. E nella notte c'è stato anche un altro inseguimento, stavolta lungo la Ponte Bana. I carabinieri hanno intercettato un'auto che non si è fermata all'alta ed è fuggita. Ne è seguito un lungo inseguimento da Conegliano fino a Susegana, attraversando Mareno e Santa Lucia di Piave. Alla fine i militari sono riusciti a bloccare l'auto. Il conducente, un 24enne italiano, è risultato positivo all'alcol test e trovato in possesso di 2 grammi di hashish. Arrestato e processato per direttissima, è stato sottoposto ad obbligo di dimora negli orari notturni. La Polizia di Venezia ha eseguito il primo arresto in flagranza differita in base alla nuova legge contro la violenza domestica. È il primo arresto per atti persecutori in flagranza differita nel veneziano dopo l'approvazione delle nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, atti persecutori commessi la notte del 6 gennaio scorso. Dopo una segnalazione proveniente da una terza persona e la querela della vittima, la polizia avrebbe raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, che è stato arrestato per atti persecutori aggravati. La nuova legge prevede infatti la possibilità di arresto sulla base di documentazione videografica, informatica o telematica entro 48 ore dal fatto. Mentre il giudizio direttissimo convalidava l'arresto dell'uomo, che è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore, la vittima è stata accompagnata in un centro antiviolenza della zona. La violenza di genere è un fenomeno in crescita anche nel veneziano. Nel 2023 ci sono stati 123 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, in netto aumento rispetto agli 87 dell'anno prima, e 71 ammonimenti per atti persecutori contro i 52 del 2022. Più in generale, nel solo 2023 la Polizia di Venezia ha trattato oltre 530 interventi riconducibili a violenza domestica, con l'applicazione di 97 procedure di intervento di codice rosso. E nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri di Dolo hanno arrestato un 35enne con diversi precedenti penali. Deve scontare 5 anni di carcere per atti di violenza domestica commessi tra il 2011 e il 2018. È stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore. Migliorano, seppur gravi, le condizioni del 26enne che è stato accoltellato a Padova. In carcere la 17enne con la quale aveva una relazione. Resta in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, secondo i medici dell'ospedale di Padova, il 26enne accoltellato al petto in questo condominio di via Falloppio. Con l'accusa di tentato omicidio, i carabinieri di Padova, dopo una giornata di interrogatori, hanno condotto nel carcere minorile di Treviso la 17enne che da qualche tempo aveva una relazione con lui. Sono le 4 di venerdì quando i 4 amici rientrano nell'appartamento di uno di loro, 21 anni, figlio dell'estremista di destra Franco Freda. Hanno trascorso la serata a locali. Tra il ferito e la 17enne nasce un violento diverbio di cui esattamente ancora non sono chiare le ragioni, fino a che quest'ultima prende un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri e lo colpisce. I primi a prestare i soccorsi sono gli altri 2 giovani presenti che chiamano il 118 e i carabinieri. Anche i militari collaborano nel tamponare l'emorragia del ferito, che una volta in ospedale viene sottoposto a un delicato intervento chirurgico. In caserma vengono condotti gli altri 3 giovani, da cui usciranno il 21enne e la 18enne che era con lui, ma non la 17enne. Già nota alle forze dell'ordine precedenti per episodi di bullismo contro coetanei, la 17enne avrebbe ammesso le sue colpe. Nel carcere minorile sarà sottoposta a breve all'interrogatorio di garanzia.
Ha morso la mano al poliziotto che lo stava controllando, spacciatore tunisino arrestato a Padova. Guarirà in 5 giorni la mano dell'agente morso durante un controllo da un tunisino di 25 anni che è stato arrestato. Dopo diverse segnalazioni di residenti, la polizia si trovava nel quartiere Forcellini di Padova quando ha sorpreso il giovane che aveva appena venduto 6 dosi di cocaina a un italiano. Nel tentativo di fuggire, il tunisino, incensurato ma irregolare in Italia, ha reagito a morsi, riuscendo a colpire uno degli agenti presenti. Da qui l'arresto. Condannato a 10 mesi di reclusione, il tunisino è stato espulso e accompagnato al centro per il rimpatrio di Caltanissetta. Nel corso dei servizi la polizia ha arrestato a Villanova di Campo San Piero uno spacciatore tunisino di 24 anni, sorpreso 2 minorenni ingaggiati dai pusher come Galoppini, un tunisino di 15 anni e un egiziano di 17, entrambi affidati a comunità per minori. Viaggiava con una pistola priva di tappo rosso e infine il 25enne di Saccolongo denunciato dalla polizia. Scontri nel dopo partita Vicenza-Padova, denunciati altri 2 tifosi e sale a 9 il numero dei DASPO. Per gli scontri tra tifosi avvenuti dopo l'incontro di calcio tra Vicenza e Padova il 29 ottobre, la polizia ha denunciato altri 2 tifosi, uno vicentino e l'altro padovano. Per l'accaduto erano già stati denunciati all'autorità giudiziaria 7 tifosi, 3 di Vicenza, Arzignano e Chiampo, 1 reggiano, 3 tifosi padovani di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Piero e Abano. Le ulteriori indagini della Digos hanno portato a identificarne altri 2 che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di rissa e interruzione di pubblico servizio. Nei loro confronti è stata avviata la procedura per l'emissione del DASPO da parte del questore di Vicenza. Al termine della partita, durante le fasi di accompagnamento degli oltre 1000 tifosi padovani dallo stadio all'area di sosta del casello autostradale A4 di Vicenza Est, alcune decine di tifosi locali travisati hanno intercettato il convoglio dei mezzi pubblici che trasportavano i supporter avversari, lanciando fumogeni, sassi e bottiglie che hanno causato danneggiamenti ai mezzi pubblici e l'interruzione temporanea del servizio di trasporto, nonché lesioni personali ad un autista e a un tifoso padovano. Sarà un sabato caldo il prossimo 20 gennaio per le 2 manifestazioni che si snoderanno a Vicenza contro la presenza di padiglioni israeliani alla fiera. Vicenza Oro, il rappresentante della comunità palestinese in Veneto, dice possa mai prenda una posizione in merito. Abbiamo sollecitato la sua attenzione di rendersene conto e di prendere una posizione riguardo alla inopportuna presenza dell'espositore israeliano a questa nostra fiera, di cui andiamo fieri della nostra cittadinanza vicentina, in quanto maggior parte dei palestinesi qui sono cittadini anche italiani, e dunque per difendere anche l'onorabilità della nostra città Vicenza, perché una mano grondante di sangue è accusata di genocidio al Tribunale dell'Aia. Che sia un ospite nostro in questo periodo penso che sia inopportuno. Una presenza inopportuna, così la comunità palestinese veneta, che conta un centinaio di persone, chiede al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai di prendere una posizione in merito alla partecipazione di espositori israeliani alla fiera Vicenza Oro. Fiera che diviene quest'anno teatro di scontro politico e di una protesta che punta ad avere risonanza internazionale. La comunità palestinese ha infatti indetto una manifestazione nazionale sabato 20 gennaio, cui parteciperanno diverse sigle sindacali e associazioni, che partirà alle 14 in stazione per proseguire su Corso Santi Felice Fortunato e cavalcavia Ferreto de Ferretti. Ma non solo, dal 19 al 23 ci saranno altre iniziative, un dibattito domenica 21 in cui è stato invitato anche Moni Ovadia e la volontà di portare lunedì a Vicenza 2 ambasciatrici, una del Sudafrica e una della Palestina. Ripeto il mio invito al sindaco di esserci, di fare qualche dichiarazione di condanna del genocidio, di una richiesta del cessate il fuoco.
Denuncia e contestazione della partecipazione a Vicenza Oro di Israele, che è arrivata nei giorni scorsi anche dagli attivisti dei centri sociali, che in un post sui social hanno annunciato un corteo nella mattinata di sabato 20 con la volontà di bloccare il padiglione israeliano. E a tal proposito la prefettura, riunito i giorni scorsi il Comitato di Ordine e Sicurezza, sta studiando i dispositivi per evitare disordini, per quello che si preannuncia un sabato caldo per le presenze che convoglierà su Vicenza. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Ipotesi hub per l'accoglienza dei migranti a Crespano del Grappa, nell'ex collegio delle suore. La sindaca dice no. Quello che però preoccupa di più, ieri sera con questo annuncio mi hanno già contattato i cittadini, quello che preoccupa di più è che siamo un paesino piccolo che non ha i trasporti nemmeno per i cittadini, diventerebbe sicuramente una situazione che comporta una serie di difficoltà, non solo di integrazione, perché siamo, ripeto, un paese piccolo, ma soprattutto perché i servizi qui non ci sono, siamo al confine dell'impero. Ai confini dell'impero, alle pendici del Grappa, non ci sarebbe quindi spazio per un maxi hub per migranti, ipotesi sul tavolo della prefettura di Treviso in vista dell'incremento di flussi atteso per la primavera. Gli occhi sono puntati sull'ex collegio delle suore di Maria Bambina del Belvedere, 10.000 metri quadrati, buona parte inagibili, fatta eccezione per il teatro che ospita le associazioni del territorio. Siamo in via dell'Orfanotrofio, a ridosso del centro di Crespano. Lo stabile è ancora in mano alle suore. La prefettura mi ha confermato anche stamattina che non c'è nulla di confermato, nulla di deciso. Sono interlocuzioni che stanno facendo, penso, un po' con tutta la provincia. Quindi lei dice no, almeno nel breve periodo? Secondo me no, nel senso che io ieri sera appunto ho scoperto da voi che c'era questa ipotesi di questa realizzazione di questo maxi hub. In realtà ogni prefetto sistematicamente è venuto a visitare questo immobile come altri e sistematicamente è stato scartata come ipotesi. Insomma, il tema è ricorrente. Un mese fa l'ultimo confronto tra sindaco e prefetto nel corso di una visita con diversi punti all'ordine del giorno. Il prefetto aveva visitato una struttura a Fietta e doveva ancora visitare quella di Fietta era stata scartata. Su questa gli avevo appunto spiegato che a suo tempo l'alberghiero l'aveva abbandonata proprio perché non c'erano i requisiti di sicurezza. Immagino che se non andava bene per una scuola probabilmente far vivere delle persone ancor meno. La partita è aperta e il fronte diventa anche interno. Per l'ex sindaco Nico Cugnal serve una posizione ancora più netta. Quello stabile, dice, va valorizzato dal punto di vista turistico, questione anche di sostenibilità. Pieve del Grappa ha poco più di 6.000 abitanti. Questa è la nostra richiesta di convocazione del Consiglio Comunale d'urgenza. Il sindaco dovrebbe fare questo per tranquillizzare tutti. Dal Consiglio Comunale deve emergere chiarissimo il no a questo tipo di iniziativa. Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e senatore, ospite ieri sera a Focus, commenta come buttad premature le indiscrezioni che lo vedono indicato dalla stessa Premier come candidato in pectore per le regionali 2025. Credo che siano oggettivamente buttate un po' premature, insomma, mancano 2 anni e abbiamo tanto lavoro da fare sia in commissione e, come dice giustamente il nostro governatore, anche in regione, e quindi adesso concentriamoci sul tanto lavoro che c'è da fare e poi dopo parliamo a tempo debito. Commenta così Luca De Carlo l'indiscrezione che lo vede indicato da Giorgia Meloni come candidato alla presidenza della Regione Veneto per il 2025, nel caso non dovesse passare la proposta di legge della Lega sul terzo mandato per i governatori. Per Zaia sarebbe tra l'altro il quarto, visto che la legge regionale veneta di attuazione è entrata in vigore nel 2015. Mentre il caso Sardegna infiamma il clima nel centrodestra, il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia vede come prematura la discussione sul Veneto. Oggi invece trova un po' di spazio all'interno di una discussione tra alleati, soprattutto magari su qualche ancora frizione che c'è in qualche regione, la Sardegna, per cui nel calderone poi finiscono altri ragionamenti che insomma credo siano alquanto prematuri. Altra questione scottante è quella della riforma dell'autonomia differenziata che martedì approderà in aula, un tema non proprio nelle corde dei meloniani ma sicuramente in quello dei veneti. È un percorso lungo, è un percorso che prevede tanti passaggi ed è un percorso che grazie a Dio
fa in modo, e questo va riconosciuto al ministro Calderoli, che anche i parlamentari, tutti, di qualsiasi estrazione, di qualsiasi gruppo politico, possano partecipare a questo processo di riforma dello Stato, che è un processo di riforma dello Stato importante, che i veneti sentono particolarmente, ma che non deve essere visto come un qualcosa contro le regioni del Sud, ma deve essere un qualcosa che mette anche le regioni del Sud nelle condizioni di migliorare la propria situazione. Ed è per questo, con questo spirito, che la Meloni approccia anche il discorso sull'autonomia. A Venezia ora contributo d'accesso. Da martedì 16 gennaio aprono le prenotazioni per i turisti. Sentiamo come funzionerà. Parte una sperimentazione su 30 giorni, il 25 aprile è il primo giorno di contributo d'accesso, con lo scopo di trovare un nuovo equilibrio tra i visitatori e i residenti che vivono la nostra città. L'inizio del nuovo anno vedrà dunque l'avvio della sperimentazione tanto discussa del contributo d'accesso, che ha l'obiettivo di gestire i flussi turistici in città. Funzionerà così. Con un portale online in funzione dal 16 gennaio, quindi da martedì, in cui il visitatore prenota la sua visita. Se è un visitatore chiamato anche a contribuire con i famosi 5 euro di contributo, pagherà. Se è un veneto o comunque una persona esente, dichiarerà di essere o veneto o esente, ma dovrà comunque prenotarsi. È chiaro poi che nei prossimi giorni seguiranno informazioni per i lavoratori pendolari, per gli studenti, per gli ospiti degli alberghi, che sono comunque esclusi dal pagamento, esclusi dalla prenotazione, ma dovranno una volta all'anno semplicemente registrarsi con 3 battute di tastiera in un form online molto semplice. Lo scopo è non creare disagio. Venturini poi fa chiarezza sulla questione tornelli. Nessun cancello, appunto nessuna barriera all'ingresso, solo dei totem che segnaleranno questi 2 portali di accesso. Ci saranno in alcuni punti che sono i terminal di accesso, quindi il terminal acqueo della Cornoldi di Riva degli Schiavoni per chi arriva in lancione, il terminal di Piazza Noma per chi arriva in auto, il terminal ferroviario della stazione Santa Lucia, dei controlli operati da personale qualificato che si identifica con pettorina, in cui si chiederà alle persone che entrano all'interno della città storica di esibire un controllo, di esibire il titolo con cui si entra, ovviamente con la possibilità di sanzionare quelle persone che si vede che vogliono forzare o vogliono fare i furbi. Ci sono poi orari precisi. Dalle 16 non sarà più in funzione il contributo d'accesso, quindi noi invitiamo anzi a venire a cena a Venezia, perché è anche la parte più magica, il momento più magico della giornata, la sera, il tramonto e la notte. E quindi appunto per non creare disagi ulteriori e protratti anche alle attività ristorative serali, il contributo d'accesso è in vigore dalle 8:30 alle 16. Sempre più centenari in Veneto, i 102 anni compiuti dalla signora Lavinia, le 104 candeline spente dalla signora Adelaide, la festa per le 2 centenarie nei paesi di Massanzago e Campo San Martino nell'Alta Padovana. Classe 1922, ma ancora in gamba, la signora Lavinia Fasolato Ghion, che è zemignana di Massanzago, ha spento le sue prime 102 candeline, festeggiata dai 4 figli, da 7 nipoti e da 9 pronipoti, trovando anche il tempo per offrire un caffè per l'importante compleanno al sindaco e al parroco del paese. 2 candeline in più per Adelaide Contin, che a Busiago di Campo San Martino ha tagliato il traguardo dei 104 anni. Orfana di mamma a soli 6 anni, Adelaide era sposa a 17, occupandosi per decenni dell'azienda di famiglia che produceva scope di saggina. Con lei hanno fatto festa i suoi 10 figli, i 26 nipoti, i 46 pronipoti e i 13 bimbi, di cui è trisnonna. Lo sport, ora finalissima di Supercoppa di Spagna, domani sera in diretta su Antenna 3 dalle 20, in campo il classico Barcellona-Real Madrid. I Blaugrana di Xavi da una parte e i Blancos di Carlo Ancelotti dall'altra è il classico del calcio spagnolo in esclusiva su Antenna 3 domani sera alle 20 per la finale di Supercoppa di Spagna, in programma allo stadio di Riyadh in Arabia Saudita. 4ª edizione con la formula delle Final Four che vede sfidarsi prima e seconda squadra del campionato e vincitrice e finalista della Coppa Nazionale. Giovedì le semifinali con Sergi Roberto e i suoi che hanno superato senza difficoltà i baschi dell'Osasuna, mentre per Luka Modric e compagni battere l'Atletico Madrid non è
è stata fatta, una passeggiata. 3-3 il risultato alla fine dei 90 minuti, 5-3 quello dei supplementari. E dunque classico sia domani sera alle 20, ora italiana, in campo il meglio del calcio europeo che i telespettatori di Antenna 3 potranno vedere in diretta. Vivendo minuto per minuto l'ennesima sfida tra madrileni e catalani. Sono questi ultimi a detenere il maggior numero di trofei nella storia della Supercoppa, 14, ma il Real segue a ruota con 12 e sarà ancora un grandissimo spettacolo. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, il meteo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 14 gennaio evidenzia un cielo piuttosto grigio. Avremo foschie e nebbie nelle ore più fredde. In montagna non sono escluse locali schiarite. Temperature stazionarie, minime ancora sotto zero, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà da nuvoloso a coperto un po' ovunque, come vediamo dalla grafica, specie sulle zone di pianura. Sui rilievi possibili parentesi soleggiate. Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà molto più soleggiato, con soltanto alcune nubi alte e velature in transito. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 8 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.